Milano. Stagista? Non vuole parlare questa signora, stagista, non cooptarla. Io ho trovato una signora che non vuole parlare. E trovacene una che vuole parlare. Trovarne un altro. Dai. Al volo. Vediamo subito. Il nostro grande Lorenzo Astolfi in missione per Radio Padania da Piazza della Scala. Vedi. Vediamo subito perché tanta gente sta facendo le foto e non si possono andare a disturbare. Ne ho forse trovato uno. Perfetto, lei è la persona giusta per parlare a Radio Padania. Lei è la persona giusta. Vedi, mi respingono. Ma perché ti respingono? Ti scambiano per uno dei centri sociali, Lorenzo? Mi scambiano magari per uno dei centri sociali, può essere, però io adesso ne cerco subito un altro, caro il mio Pinti. Vai, cercalo, trovaci almeno una voce. Ricordiamo che è il nostro stagista, è il suo debutto da inviato, quindi siate cordiali nei commenti e chiedete l'amicizia a Lorenzo Astolfi, che è la nostra bestia di Facebook. La persona più tranquilla che ho trovato è stata una signora che mi ha detto sono dei delinquenti, dunque già è una voce. Dunque vediamo, lei vuole dare il suo parere a Radio Padania? Perfetto. Ho trovato una persona che vuole dare il suo parere sugli scontri di Milano. Grande, passacela. Cosa bisognerebbe fare ai Black Bloc? Ai lavori forzati direttamente in galera. No, ai lavori forzati. Troppo comodo, vita e alloggio gratis. Lavori forzati per questo nostro cittadino. Milano o anche altre? Innanzitutto Milano e poi anche il resto. Se non hanno soldi col lavoro, però mi sa che i soldi ce li hanno, perché hanno visto qualcuno che c'era il Rolex, pare. Grazie a questo nostro cittadino. Non ho sentito, Marco. Sì, stavo dicendo grazie al cittadino, ma tu non imbeccare le risposte, cioè portaci Vox Populi vera. No, ti abbiamo sentito che davi suggerimenti. Ma io non do suggerimenti, io cerco di spronare le persone che sono stanche. Dai, spronacene un altro. Ne trovo un altro, lo vuoi giovane, lo vuoi già... Lo voglio che parli con la sua voce. Vabbè, ma io li istigo un po'. Non istigarli, che poi dicono che istighiamo. Allora io pongo la domanda e sto muto. Va bene. Aspetta, perché sono tutti in mezzo al piazzale, io sono dietro Matteo e vediamo se riesco a trovare subito un'altra persona che vuole dire il suo modo contro i Black Bloc. Quanta gente c'è in piazza, Lorenzo? C'è tantissima gente, c'è veramente tantissima gente, ci sono le nostre bandiere che sventolano, i giovani della Martesana, i giovani di Milano che sicuramente stanno facendo grossa presenza. C'è anche l'onorevole Grimoldi. Passacelo, dai, va bene l'onorevole Grimoldi. Vuoi l'onorevole Grimoldi? Dai, passacelo. Perfetto, adesso lo sto andando ad acchiappare, ha acchiappato l'onorevole Grimoldi, lo sto portando via. Può dedicarmi un minuto a Radio Padania? Va bene. Allora perfetto, Marco, io te lo passo. Va bene. Le domande che vuoi, lui è disponibile. Va bene. Perfetto. Grimoldi. Ciao Pinti, firmi? Sì, ciao Paolo. Allora, la domanda sui centri sociali, qual è un commento a caldo che ti viene da fare? Ma guarda, io guardando le immagini di Milano penso al fatto che verrò processato dalla signora Boldrini perché ho urlato un fuori microfono alla Camera dei Deputati, ho urlato serva, e verrò processato in quanto un pericoloso criminale che ha dato della serva al presidente della Camera Boldrini. Allora, in proporzione, quelli che hanno manifestato a Milano dovrebbero essere fucilati, perché se per un serva io devo essere processato dall'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, figuriamoci quei bravi ragazzi che hanno incendiato auto, messo a ferro e fuoco la città. Che poi ricordiamo che il tuo grido serva era un imperativo, nel senso serva a qualcosa, faccia qualcosa di utile. Era serva l'aperitivo. Serva l'aperitivo, esatto. Ed era un'esclamazione con la quale stimavo la Boldrini, perché appunto intendevo dire che potesse servire. Prego, esatto, la politica come servizio, si dice sempre, poi vedi l'ipocrisia della sinistra come si ritorce. Tanta gente in piazza, Paolo? Tanta gente, la piazza è piena, siamo qui a manifestare e a chiedere rispetto delle leggi. Mi duole constatare che questo governo, al di là delle dichiarazioni,
provvedimenti dove chi è un delinquente la fa sempre franca. Spesso i 5 svuotacarceri fatti dal governo del signor Renzi, dove sostanzialmente ormai in galera non ci sta più nessuno, e questo dà adito inevitabilmente a chi è un delinquente di non porsi limiti, di non porsi problemi, perché tanto che quando viene arrestato poi con gli svuotacarceri esce immediatamente. Ecco, in un paese normale tutto questo non dovrebbe succedere. Chi è un delinquente dovrebbe starsene in gattabuia invece che andare in giro a delinquere. Grazie mille Paolo, ci ripassi il nostro inviato? Ti ripasso l'inviato, ricorda la firma. Ciao. Grazie mille, sentiamo Lorenzo Astolfi. Siamo giusto in tempo. Una voce potente, la voce del popolo, però. Vai, dammela al volo. Allora, vediamo, perché mi scappano, Marco, mi scappano. Appena sentono Radio Padania mi scappa. Ma non è vero, sei tu che fai paura. Trovo un giovane di quelle persone che potrebbe essere stato della stessa età di chi ha fatto. Hai un minuto, Lorenzo. A Milano. Se vuoi un giovane si può trovare. In un minuto, anzi ormai in 50 secondi. Perfetto, faccio una sola domanda. Vuoi porre tu la domanda? La pongo io. Ponila tu. La pongo io, prego, l'ho trovato. Per questo stavo detto, perché ce l'avevo già vicino il giovane a cui porre Hai la domanda. 20 secondi. 20 secondi, cosa faresti tu a chiedere la tua età di Black Bloc? Cosa ti faresti fare? Lavori portato in carcere? No, sinceramente fare un corso di civiltà sociale e civile, perché quello che hanno fatto e quello che anche in passato hanno fatto è scandaloso. Perfetto. Grazie mille, con queste belle parole educative. Mamma mia, guarda, medaglia al valore a Lorenzo Astolfi, il nostro inviato paracadutato in Piazza della Scala. Lo lasciamo lì, lo vogliamo ricordare così e lo sentiremo qui giovedì. Grazie mille Lorenzo. Grazie a te Marco, ciao a tutti. E voi che siete a casa, buona serata a tutti. Ma non prima del palinsesto della noce. Sì, perché tra le varie mansioni che mi occupano il pomeriggio c'è anche quella di ricordarvi i programmi della serata di Radio Padania, e tra poco con Leo Sigel voi potrete dare sfogo a tutta la vostra telefonomania telefonando allo 0266 20 35 29, dite la vostra, lui dice la sua e così si fa mezz'ora di programma fino alle 19. Giusto il tempo per far entrare nello studio Pierluigi Pellegrin con il suo punto politico, o meglio il punto e basta. Dopodiché alle 21 i giovani che in questo momento sono in Piazza della Scala caracolleranno qui negli studi di Radio Padania e ci racconteranno come è andata, come non è andata, questo dalle 21 alle 21:30, e dalle 21:30 in poi il mondo di Tarkus, musica prog su Radio Padania Libera, un appuntamento di grande qualità radiofonica. Quindi se siete in macchina alle 21:30, se siete a casa, se siete, che ne so, a fare del parapendio notturno perché avete delle strane abitudini, fatelo con nelle orecchie il mondo di Tarkus. Dal Marco Pinti per oggi è tutto, ma ci sentiamo domani dalle 17 alle 18:30 per il nostro Rebelot versione short del martedì, e buona serata a tutti.